Ottieni una borsa di studio in un college americano. Partecipa allo Yes We College Showcase il 9 giugno allo stadio della Shore. Testa e gambe al Negrotto di Serrarico con un orecchio teso però più a ponente, più precisamente a Cogoleto, dove il Burlando è impegnato contro appunto la squadra di casa. Sono distanti 3 lunghezze il Mignanego capolista appunto dal Burlando. Rebora allora prova subito a mettere sul binario giusto la sfida sfruttando una palla sporcata da un difensore, conclusione non fortissima che però esalta i riflessi di Jacopo Parodi. Ghiglino incorna sul fondo dopo una fase di stallo di una mezz'oretta e 6 minuti più tardi invece arriva l'occasione più nitida della prima frazione con Lipardi che elude il radar dell'offside ospite, destro smorzato da Parodi, sfera che poi viene allontanata sulla linea. È questo l'avviso ai naviganti di un vantaggio che tarda solamente 2 minuti con la volée di Rossin che centra il palo. Rebora prende il rimbalzo in gergo cestistico e scaraventa alle spalle di Parodi tra le proteste ospiti per la presunta posizione dubbia del numero 9. Affidiamo ai raggi X di Claudio Bianchi il referto del vantaggio della squadra di Chicco Puggia con cui si conclude la prima frazione. Le immagini della ripresa possono partire direttamente dal raddoppio dei padroni di casa con la fuga del neoentrato Barbieri, assist a tagliare la difesa ospite, Lipardi da 2 passi in fila Parodi. Gli ospiti non mostrano reazione alcuna, solo al 75esimo arriva una leggerissima scossa su una seconda palla, il destro di Bonadio sorvola la traversa. La squadra di Alex Bazzigalupi addirittura resta in 10 4 minuti dopo perché Capitan Scotto, già ammonito, rimedia il secondo giallo per aver colpito con le mani la sfera. La squadra ospite allora rischia di subire il tris con Moro che va via sul binario di sinistra, splendido il cross per Barbieri che in acrobazia non trova la porta. Il premio però per lo stesso Barbieri, un giocatore fortemente ben voluto dal gruppo, considerato il 12esimo uomo in campo, arriva al 92esimo con il destro chirurgico che chiude di fatto il match. Ci sarebbe anche l'occasione per il poker e soprattutto per la doppietta per il numero 13 che però si fa ipnotizzare da Parodi in uscita. Al Negrotto finisce 3-0 per la squadra di Chicco Puggia, ma non basta, si deciderà tutto nel finale thrilling di Bari sabato prossimo. Il rotondo 3-0 sul Multedo non basta al Mignanego per festeggiare l'aritmetica promozione, ci si giocherà tutto nell'ultima giornata e soprattutto sarà un finale thrilling perché contro il Mignanego ci sarà il Burlando, ma alla squadra di Chicco Puggia basterà un pareggio per festeggiare il salto di categoria.